domande ben chiatassa si ance furlane. Tabaia dal tempo atmosferico è una delle attività umane più frequenti e allora voi i tabaiarin anche non. Naturalmente lo fasarin di un punto di vista scientifico, con due ospiti intervistati di Giorgio Cantoni, Dario Giaiotti e Fulvio Stel. Loro sono due fisici che lavorano in l'ARPA, l'Agenzia regionale per l'ambiente. In tal specifico si occupano di meteorologie, di climatologie, di fisiche e microfisiche dell'atmosfera e anche di dispersione di inquinanti sempre dall'atmosfera. Ma sono anche un evore esperti dei fenomeni locali più violenti, tempestadi, ploi straordinari, burlas e temporai forti. Così ci rende capire di più di questi fenomeni e da loro leiamo con i cambiamenti climatici globali. Dottor, c'è che sono i LSV, i Local Severe Weather, per stai i fenomeni violenti che sono in meteorologia locale? E sono fenomeni meteorologici, come che dice le parole stesse, che sono estremamente localizzati, quindi colpiscono un'area ristretta anche della nostra regione, e sono particolarmente violenti. Questo vuol dire che hanno un impatto sulle società, sulle persone anche, estremamente importante. Quindi le parole locali le hanno anche a queste severità, su queste forze. Ecco, lei anche di dire che il Friuli è descritto anche come un posto dove vengono di spesso queste problematiche che vengono fuori dal tempo. Sicuramente, infatti gli studi si sono stati affrontati con in Friuli già di un PS, si fa poi di 20 anni fa, perché in questa regione questi fenomeni che sono particolarmente legati ai temporali e hanno una frequenze altissime. Infatti, tal periodo, e la climatologia lo dimostra, cui fa dal mese di aprile al mese di settembre una giornata su tutto il territorio regionale, in particolare le pianure, e una giornata che ha un temporale. Come pensate che in questi temporali possono essere anche fenomeni violenti che sono tipo tempeste, ploi intensi, aers forti, tipo buadicis, quindi è una zona, questa è una zona, il Friuli, particolarmente vodate a quel tipo di fenomeno. Sì, ma questo sta succedendo anche un po' a livello globale, no? È un fenomeno che si sta ripetendo con una frequenza un po' più strette di ciò che è stata dai secoli passati o dagli anni passati. È vero che la questione a livello globale viene anche ripetuta qui in nostra regione? Sì, allora noi sappiamo che il clima cambia e una delle grandi domande delle fisiche dell'atmosfera è ciò che succederà nel nostro clima. Parzialmente certe risposte sono state già date, soprattutto a livello globale. Quel che è più importante è arrivare a capire ciò che succede a livello locale. I fenomeni violenti e localizzati, come favelava in prima, e possono essere legati, non lenti ma chiari in questa maniera, a questo cambiamento del clima. Quindi siamo un lavoro attenti a quel tipo di studi perché non sappiamo se le frequenze aumentano o aumenteranno come è stato veduto negli ultimi periodi e se le loro intensità sono ridotte e aumenterà in determinate zone, come il Friuli. Sì, tra l'altro sono stati recentemente italiani passati dai disastri proprio anche ambientali che sono derivati dal fatto che piove tanto, ad esempio. Sì. Abbiamo avuto dei fenomeni particolarmente violenti che abbiamo nome come esempio gli ultimi di Science, ha già fatto riferimento alle ploi intensi, ma non vendi dismentearsi ciò che succede quando si manifestano aers particolarmente forti, come dicevi prima, buadicis o semplicemente colpi di aer e possono essere particolarmente distruttivi. Non stiamo alla sign da le tempeste, che una volta aveva un particolare interesse nome per l'agricoltura, ma come per anche altri tipi di strutture e anche i beni immobili, come che vengono inclamati le macchine, per esempio, e possono essere una cause di danni non indifferenti. Beh, in tal passato lei ha anche una storia, no? Che qualche cronaca l'ha riportata. Non sai di troppo tempo che vengono tirati su i rilevamenti atmosferici? Beh, culette in nostra regione, particolarmente per Tampieste, ormai sono quasi a 20 anni di misure sistematiche che imparano, e mentre i resoconti di fenomeni quali buadicis o ploi intensi si va in daur, i resoconti storici sono ridotti con l'aiuto della popolazione e delle istituzioni anche fino all'inizio del secolo passato.
cui comunque si è veduto che in questi ultimi anni proprio il fenomeno dai grains di glace gruesse come us, o no? Ma no, diciamo che non si è anche in grado di dividere c'è che le componenti di aumento di osservazione dovute al fenomeno stesso o all'aumento di attenzione. O quindi tenere sempre presente che poi all'aumento dell'attenzione su un fenomeno particolarmente rilevante in quel periodo, poi aumentano le registrazioni. Quindi può dare sé che in passato vengono perduti o sono là perduti registrazioni importanti che tendono a equilibrare ciò che noi consideriamo come un aumento. Sta di fatto che comunque le questioni non possono trascurare. Ma perché la ponta ha anche un effetto, una vera pence sulle popolazioni o sui paesi che sono attorno. Ma c'è molto si fa di proprietà proviodi, c'è che sarà un fenomeno violento per prevenire proprio eventualmente i suoi danni? Allora, sono due tipi di previsioni che si possono fare, che a poi lunghe, come in favelato fin come alle chialanti cambiamenti climatici a scala globale e c'è di capire se chi hanno una ricaduta su scala locale. È un compito veramente difficile, voi come voi. Per quel che riguarda invece le previsioni a breve periodo, che si può dire le previsioni par domani o passando domani, voi avete imparato tanti rubis che non aiutano a provvedere che fenomeno ska. Non siamo in grado di esattamente, visto che sono estremamente localizzati, le che saranno e quando saranno in certo periodo di giornate. Però sapete, vi odio e riconosci le perturbazioni e le condizioni che portano a avere in generale un rischio alto sulle nostre regioni. Quindi le previsioni a breve periodo vengono fatte con l'aiuto dei modelli numerici di osservazioni e con le esperienze dal previsore meteorologico che mette insieme tutte queste informazioni per fare una previsione adattata alle nostre regioni. Questo sarà sempre più importante, queste previsioni, per i effetti pratici che ha? Sicuramente, anche perché le richieste dagli utenti, che è l'ente che ha bisogno di sapere come callerà il tempo sia tal corto che tal lungo, e è aumentata tal corso dagli ultimi anni e aumenterà anche in modi poi. Bene, grazie.